Bentrovati a questo approfondimento nel quale oggi parliamo con un medico, cantautore, musicista, scrittore, attore di teatro e di cinema e probabilmente mancherà anche altro perché abbiamo una persona poliedrica, polivalente. Sto parlando di Salvatore Nocera Bracco, che ringrazio per aver accolto il nostro invito ad Grazie a essere voi. qui a TVA. Salvatore Nocera Bracco è una persona che ha portato in giro per il mondo, da Ponente a Levante, la nostra sicilianità e ancor più i nostri contesti. Li ha portati nei più bei teatri d'Italia, ha ricevuto tanti riconoscimenti, grande successo. Lui si definisce, e anche noi glielo riconosciamo dopo aver letto un po' quelli che sono il suo curriculum, i suoi successi, un medico artista. È un medico artista nel quale si radica per nascita una Brianza che invece fa i conti con i suoi piedi ben piantati in quell'Anaro che lui ama e con la quale ha un legame indissolubile e per il quale dà vita ad uno spettacolo. Siciliano sono, anzi dinaro. Ah, ne sei venuta a conoscenza, sì, Sì. certo. Questa è una cosa insomma, importante perché penso che si parla tanto insomma, di identità ultimamente, no? Si vogliono fare discorsi difficili. Uno dei miei libri che spero di pubblicare con una casa editrice importante si chiama Capitani di frontiera e parte da alcune riflessioni di Claudio Magris sulla frontiera, no? Appunto, quindi, no? Quindi io mi soffermo a riflettere sulla frontiera, sul margine, sul confine, sulla periferia, insomma su ciò che in qualche misura delinea e delimita e a volte impedisce oppure facilita, a seconda delle aperture o delle chiusure, il contatto tra le persone, soprattutto tra persone che hanno culture e tradizioni diverse. Questa cosa dell'essere siciliano in realtà, un po' così parafrasando un noto scrittore di Comiso, no? Un po' mi rende plurimo. Ecco, cosa vuol dire plurimo? E a dire Canande non è che siamo, io quando dico io siciliano sono, che significa? Che faccio parte di una regione, ma all'interno di una regione ci sono tante, decine e decine di Sicilie che aspettano di essere riconosciute, di esprimersi. Che ne so, la prima differenza tra orientale e occidentale, per esempio, no? Tra il nord della Sicilia e il sud della Sicilia, che ne so, un conto è essere di Catania, un conto è essere di Trapani, un conto è essere denaro all'interno di Agrigento, un conto di Agrigento, di Racalmute e via discorrendo. Cioè, la nostra sicilianità in realtà è un'espressione di tante piccole Sicilie. E io quando dico io siciliano sono anzi di Naro è perché voglio rimarcare il fatto che sono siciliano, ma a maggior ragione di una città che mi ha dato, che mi ha connotato, che mi ha definito culturalmente e che mi fa pensare in un certo modo che è Naro. Non per riconoscere a Naro chissà quale valore, ma io penso che uno che è di Delia vi sta a dire io sono di Delia, prima ancora di dire siciliano, no? Ognuno ha la sua specificità. Naro è un crogiolo, tra l'altro, di culture, tradizioni, di saperi davvero importanti. Basti pensare che anche Naro è tra le come dire, città che aspirerebbero ad essere considerate la mitica, no? Camico, la capitale dei Sicani, è stata centro, uno dei suoi toponimi, chissà, Ciunar significa, credo, fuoco, che abbia a che fare con una radice cartaginese, Nahar, fiume, Naron, greco, fiume, cioè, tutta una serie di cose che la vedono anche, tra le altre cose, a essere candidata come Acragas Ionicum, no? Prima ancora di Acragas Doricum, cioè 100 anni prima. Naro è un luogo che tu ci vai, ci respiri, è un'aristocratica decaduta, bisogna dirlo, no? Però tuttavia questa cosa di riconoscere la propria identità ti permette intanto di dire che appartiene a qualcosa,
Non necessariamente però ha questo senso di appartenenza deve essere una prigione e tu devi difenderla ad ogni costo, perché se diventa una prigione poi si creano i fondamentalismi. Cioè, io sono fiero di avere questa identità, e però nello stesso tempo sono disposto anche a metterla in gioco. Tuttavia decido di abitare comunque a Naro, perché è il luogo che più mi ispira e mi nutre, diciamo così, spiritualmente, culturalmente. C'è un impegno forte di Salvatore Nocera Bracco che si esprime anche su tematiche particolarmente impegnative. Mi riferisco ad esempio al volontariato, per il quale Salvatore Nocera Bracco ha utilizzato la sua professione di medico e proprio attraverso la rilevazione di quella sofferenza che il medico deve comunque palpare nell'altro, ha utilizzato l'arte per lenirla, per comunque immedesimarsi in questa sofferenza. Lei dice bisogna avere sofferto per comprendere la sofferenza degli altri. Non c'è dubbio. Diciamo che è un itinerario di ogni persona, secondo me. Dici bene, volontariato, quando dici volontariato a me mi ritorna come una cosa scontata, cioè non me ne sono mai reso conto. Io in realtà ho lavorato in carcere, ho lavorato con i tossicodipendenti, ho lavorato con le persone portatrici di handicap, con i foggi, con i disagiati, i disadattati, sono stato in parecchie scuole, diciamo così, del margine, del limite, no? In cui l'altro non è riconosciuto come risorsa ma come nemico. Insomma. Ci sono molte situazioni in cui veramente ho potuto riflettere su quanto il dolore sia e abbia molte sfaccettature. È abbastanza naturale che quando parli di dolore, è facile parlarne, no? In realtà come fai a riconoscerlo nell'altro se non hai un vocabolario a cui riferirti, un linguaggio, che poi è fare i conti con il tuo dolore, no? Cioè, quando tu fai i conti con il tuo dolore, la tua sofferenza, e impari a prendertene cura, e quindi la superi, è ovvio che poi riesci a percepire l'altro anche o soprattutto attraverso il suo dolore. E forse senza presunzione, senza retorica, anche prenderlo per mano e fargli vedere che in realtà ci sono delle strade che si possono percorrere e che spesso il dolore ci impedisce di vedere. Insomma, non è detto che il dolore sia una condizione brutta e basta, è una condizione che ti impedisce anche di evolverti a volte. Ma l'evoluzione consiste nel fatto che ti rendi conto che soffri, è la capacità di affrontare il tuo dolore che ti permette di evolverti e di mettere in gioco risorse che altrimenti non metteresti in gioco. E quindi, così come nel libro viene sottolineato, quell'eudamonia di Certo. Aristotele diventa un mezzo per raggiungere il bene, quindi la cura. Aristotele, diciamo così, è il filosofo per eccellenza, che un po' ci indica grosso modo il bene, l'eudamonia, cioè la buona fortuna, no? Quella capacità di stare bene con se stessi e con gli altri attraverso la messa in gioco di risorse che purtroppo questa nostra società attuale, moderna, non ci permette di mettere in gioco. Che ne so, già il concetto di prevenzione, per esempio, no? Un concetto molto caro, ovviamente, ci mancherebbe altro, bisogna prevenire, ma prima che prevenire c'è qualcos'altro che secondo me bisognerebbe fare, cioè educare le persone a star bene, prima ancora che educare le persone a non star male, no? Ed è ovvio che quando noi parliamo di medicina preventiva, per esempio, è importante che la figura del medico debba avere una sua funzione anche o soprattutto educativa, prima ancora che curativa o dispensatrice di farmaci o comunque guaritiva, no? Perché la funzione dell'educatore è colui il quale ti indica delle strade di cui lui ha già fatto esperienza e che ti permettono di mettere in gioco al meglio le tue qualità, il tuo modo di essere, senza mai catalogarti, no? E classificarti. Noi ne parlammo oggi, che ne so, di numeri, di casi, di malattie, quasi mai oggi, per fortuna si sta riprendendo questa cosa, io sono un fautore, credo che anche la mia piccola, così immodestissima opera si stia portando l'attenzione all'umanizzazione, no? Alla riumanizzazione, anzi, 50 anni fa non era così, no?
Oggi è necessario parlare con Margherita, con Arturo, con Giovanni, con Mohammed, che ne so, con Eric, con tutte persone che hanno nome, cognome, una storia loro specifica che va riconosciuta e valorizzata ed è unica ed esclusiva. Non è possibile applicare, no, nozioni tra virgolette standard a persone che hanno un loro vissuto. Diciamo che ciò che più io prediligo in questo senso è la relazione specifica che io ho con Margherita, non con la malattia così in generale, per cui dice medico-paziente, che vuol dire? Cioè uno è medico, ma chi è medico? Salvatore Nocera Bracco è medico, che ne so, Giovanni Cacolice è medico, un sacco di medici, no? Ma ciò che conta è la persona che sta dietro il medico, non è il Poi ruolo. su No? questa cosa io vorrei tornare perché c'è, ma solo dopo, perché invece volevo riallacciarmi a quanto affermato da lei adesso e una particolare citazione che voglio riprendere da quel libro, Il medico artista, in cui si afferma che la medicina è diventato un pachiderma burocratico poco sensibile ai bisogni veri delle persone. Quindi in questo Salvatore Nocera Bracco, in questo suo essere medico artista, ha un importante ruolo di sollecitazione, di immedesimazione. Beh, diciamo che la burocrazia è il male di questa epoca. In generale la burocrazia entra un po' in tutto, no? La medicina asservendola a interessi d'altro tipo che non sono più, diciamo così, il servizio verso l'altro, anche se per fortuna il servizio rimane, però c'è sempre questa pesantezza che incombe come un pachiderma, cioè proprio pesante, che impedisce il movimento. Diciamo che per me il contrario di burocrazia non è leggerezza, il contrario di burocrazia è creatività, cioè laddove viene meno la creatività subentra la burocrazia, laddove aumenta la creatività per fortuna c'è meno burocrazia. Diciamo che le relazioni oggi sono più in funzione non tanto l'uno dell'altro, del servizio, del riconoscimento della persona al centro, quanto di dimensioni che hanno diciamo così, una rilevanza anche economica e politica, no? Quando vanno a maspardare il servizio che dobbiamo dare, quali farmaci, quali case farmaceutiche, adesso non voglio andare oltre, non vorrei assolutamente suscitare polemiche, provocazioni inutili o fine a se stesse, ma diciamo che c'è più un mercato della sanità che non, compresi anche, dico con tutto il rispetto, Dio mi guardi dal dire cose che non penso, il gestire il potere sanitario, no? Dai direttori ai primari e via discorrendo, come gestire le politiche ospedaliere, Casidra no, perché sì, perché no, e tutta una serie di cose, insomma, il welfare, eccetera, eccetera, eccetera. Basterebbe, a mio modo di vedere, per risparmiare, valorizzare, questa è una cosa difficile, però si può fare, le risorse umane dei medici. La prima risorsa che i medici dovrebbero avere a disposizione non è la loro medicina in quanto sapienza, che già medicina significa sapienza, tra l'altro, no? Tra parenti, med, è una radice antica, vuol dire io so, io faccio, io consiglio, filosofia, vuol dire un sacco di cose, ma la capacità che ha la persona medico di entrare in contatto, di relazionarsi e di scoprire quali sono i reali bisogni e le sofferenze non c'è cosa più. Edith Stein, che è una signora, un'allieva di Husserl, scusate se ogni tanto mi rendo conto che siamo in televisione e che bisogna utilizzare un linguaggio più semplice, però dai, parliamone. Edith Stein, Sor Teresa Benedetta della Croce, dottore della Chiesa tra l'altro, era un'allieva di Husserl, cioè una filosofa fenomenologa, no? Quella che ha scoperto e definito il concetto di empatia, no? C'è chiesta empatia, sì, entrare in contatto con l'altro, percepire l'altro così, no? Com'è, senza giudicare, eccetera, eccetera, ma sicuramente non è creare l'altro proprio immagine e somiglianza, no? Noi tendiamo, la burocrazia che cosa fa? Tende a conformare, a globalizzare. L'altro non esiste, anzi esistono gli altri, sono tutti uguali tra di loro, sono tutti a immagine e somiglianza di un sistema come dire, che viene prima, no? E che costruisce gli uomini come degli stampi secondo concetti che non corrispondono ai bisogni reali della gente. Ecco questo. E adesso voglio tornare a quel medico artista perché c'è un libro
di Giuseppe Gibelli, che è uno dei primi botanici che ha lavorato sulla biologia della simbiosi, Che bello. che ha vissuto tra il 1831 e il 1898, che in quegli anni scriveva, mi piace ricordarlo: il medico artista osserva una miriade di dettagli, e lo abbiamo visto anche nelle narrazioni di Salvatore Nocera Bracco. Ne descrive scrupolosamente le più sfumate gradazioni, ma è fatica insana per chi non sortì da natura quel tratto squisito, saperla maneggiare con prontezza, facilità e brio, che costituiscono il vero e il bello dell'arte. Insomma, medico artista, o ci sei o non potrai mai diventarlo. Aspetta, guarda, questa citazione mi sta riempiendo di gioia perché non conoscevo questa cosa. Devo farti i complimenti perché mi inorgoglisce questa cosa e mi commuove anche perché in effetti è proprio così. Cioè questa sensibilità non ha tempo, non è una conquista del tempo, appartiene all'uomo, no? Gli uomini nascono per natura buoni, nascono capaci di prendersi cura, da cui un'altra cosa importante è ovviamente la capacità di dare benessere, di provocare benessere, è quella capacità di realizzare relazioni nutrienti, evolute, in grado di riconoscere tutto ciò che ti circonda nella loro essenza, senza la necessità di intervenire per trarne vantaggi esclusivi, perché il concetto che era dentro questa cosa qua, il saper guardare, mi riporta anche al concetto di bellezza, no? Cioè, la bellezza non è un qualche cosa che si impara perché qualcuno te l'insegna, quella è una bellezza, come dire, fittizia che ha a che fare con la dominanza culturale dei tempi, dei periodi, che ne so, un conto è la bellezza classica, neoclassica o romantica, o che ne so, i greci, i latini, eccetera, eccetera, le varie epoche, il barocco e via discorrendo. Un conto è la bellezza in quanto archetipo, cioè qualcosa che appartiene già alla natura intrinseca dell'uomo e che ti permette di riconoscere la gioia, la serenità, la tranquillità, la capacità di dare una carezza o di commuoversi o di sentirsi appagati di fronte a un qualcosa che tu dici questo è il bello, no? A proposito di eudaimonia, no? Che è il bene. Il bello, diciamo così, promuove il bene e il bene promuove il bello. Quindi quando tu assisti a un qualcosa descritto da questo bellissimo biologo che ti fa dire questo è bello, il paradosso sai qual è? Che diventi bello a tua volta tu, cioè anzi, quando te ne vai sei tu più bello della bellezza che hai ammirato, proprio grazie al fatto che hai riconosciuto quella bellezza. È una cosa molto importante che noi dovremmo tenere conto sempre oggi in queste logiche in cui il kitsch, in cui, che ne so, tanto per dire, adesso non c'entra nulla ma c'entra molto, la mafia. Io ho riflettuto molto in un mio spettacolo su Peppino Impastato, no? Il quale una delle cose più belle che trovi su internet è se i bambini imparassero la bellezza già avremmo risolto un sacco di problemi, ma quando tu sei dentro le brutture, dentro le guerre, apri la televisione, che ne so, palazzi, suburbi, zone degradate, immondizia, eccetera, eccetera, i bambini che nascono e crescono in questa condizione non hanno idea di cosa sia la bellezza quella vera e percepiscono quello come qualche cosa di abituale e non si pongono nemmeno più il problema, no? Proviamo a insegnare la bellezza anche delle relazioni umane. Cosa vuol dire tendere una mano, cosa vuol dire accogliere, cosa vuol dire riconoscere una persona attraverso un semplice sguardo. Non parliamo del sorriso, che è già qualcosa che trascende, no? L'umanità e che permette di riconciliarsi non solo con il mondo, ma anche di scoprirsi connessi. Ecco, la bellezza ti connette. Assolutamente. C'è un suo impegno forte contro la violenza, in particolare quella perpetrata sulle donne. C'è una bellissima canzone per Zuena che è davvero toccante. E io voglio chiederle, riprendendo un passaggio del suo libro, la violenza si struttura
all'interno della miseria. Dunque una società che si impoverisce diventa automaticamente più violenta, al punto tale da percepire la prevaricazione quasi come qualcosa di normale. È un'emergenza questa sulla quale io batto sempre, spessissimo nella mia attività di giornalista, perché ritengo che è veramente qualcosa che potrebbe scatenare da qui a poco una guerra all'interno della popolazione. Io le chiedo, lei che è così attento alle sfumature, è possibile che chi ci governa non si renda conto di questa violenza che ormai esplode sia in maniera verbale che in maniera fisica, che in maniera sotterranea, intestina, minando le radici di una società? Bene, questa è una domanda secondo me importante. Intanto bisogna riflettere sul fatto che nelle società, o comunque sia nelle nazioni tra virgolette povere, esiste una violenza strutturale insita nella miseria, cioè più si è poveri, più si è miseri, per esempio più si è malati, no? Non lo so. Prendiamo il caso dell'AIDS, per esempio, che è già risaputo. Sai, prima si parlava omosessuali, ambiguità, ambivalenze, cose, cioè un sacco di situazioni in cui l'AIDS entrava in gioco. In realtà, per esempio, omosessuale, per dir così, una categoria senza nessun tipo di... soltanto come categoria medica che è stata individuata all'inizio in quella cosa lì. In realtà nei paesi ricchi gli omosessuali non hanno l'AIDS, no? Che ne so, prendiamo Haiti per esempio. Haiti, c'è il colera ad Haiti perché non c'è l'acqua, perché non hanno la disponibilità di entrare in contatto. Ne so, prendiamo il Congo. Il Congo, la gente muore i bambini. Lei ha un'esperienza di Kenya sì, che di Kenya è ben lontana forte da quella che ci propinano le foto. Assolutamente, non è... Il Congo, quindi, colera, Ebola e, che ne so, il contrabbando di coltan, per dir così. Il coltan, che cos'è? È un minerale con il quale si fa, un materiale con il quale si fanno adesso le batterie dei telefonini, che riducono di tantissimo l'ingombro. Per questo stanno pensando di fare le batterie dei camion, degli autobus, delle automobili, quindi sarebbe una dimensione da sfruttare alla grande. In Congo, nel nord-est del Congo, esistono delle miniere in cui si contrabbanda questo coltan. I bambini entrano nei cunicoli e spesso muoiono lì dentro, no? Allora chi ne trae vantaggi? Non certo loro, che loro le materie prime noi le sfruttiamo in quanto Occidente, ma ne trae vantaggio, che ne so, le majors, no? Dell'informatica. Cioè ho scoperto per caso che investendo in un anno una media di $100.000 in un anno, attraverso i contrabbandi eccetera eccetera, con il ricavato loro riescono a guadagnare 39 miliardi di dollari, cioè l'equivalente è quello. Parliamo di i governi, parliamo di armi. Il sistema delle armi, noi, il mondo occidentale, anche l'Italia devo dire, ma senza nessun tipo di presa di posizione. Ci mancasse anche, penso che avesse a pensare che io prendo posizione, ma non esiste. Cioè noi siamo tra i secondi esportatori di armi, comprese le armi antiuomo, le armi eccetera eccetera, no? Però ovviamente ci devono essere delle zone del mondo che devono essere destabilizzate, perché se non le destabilizzi a chi vendi le armi, no? Questo è il momento in cui, se guardate bene, ascoltate bene e guardate con attenzione anche superficialmente ciò che i mass media ci propinano come notizie, le guerre, i focolai, oggi è un momento in cui non ci sono mai stati tanti focolai di guerra, nemmeno in passato, nemmeno la seconda guerra mondiale sta facendo i danni che sta facendo nella sua globalità, dico, per non parlare di Iraq, Iran, Sud Americhe, Afriche, sud-est asiatici, Coree, eccetera, 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 per non parlare degli ex paesi sovietici, Afghanistan, il Medio Oriente, è indicibile. Ora tu immagina, o lei, ci siamo da lei in televisione, come vuole lei, che i nostri governi in realtà per garantire la loro economia, e su cosa si fonda l'economia? Sulle armi, sul cibo, sui farmaci, e che ne so, io mi ricordo che quando studiavo all'università a Pavia, quando uscì fuori questa cosa dell'AIDS, una montagniere e discorrendo. Pavia ha un collegio, sì, il collegio medico artisti, medica artista, unica parola per me, io ho studiato a Pavia tra l'altro,
Sono riconosciuto anche dall'Albo dei Medici, una cosa bellissima. Sì, sul mio tesserino c'è sì, scritto è qualcosa di medico artista. istituzionalizzato, Sì, è fantastico. il medico artista. Quindi questa cosa dei nostri governi, Sì. in realtà l'economia occidentale è fondata non solo sul consumo, ma soprattutto su alcune industrie che garantiscono poi la struttura economica di un paese, per cui quella bellica. Quindi la risposta qual è? Se i nostri governi sono consapevoli o meno? Non saprei, basta vedere che tipo di rapporto hanno. Non so, È Renzi un'emergenza qualche comunque. tempo fa disse, qualcuno gli fece la domanda, ma la beretta, lei qua là, fa parte della nostra economia? Adesso non so cosa dire. È una domanda davvero che è un'emergenza, è molto più che un'emergenza. È molto più di E un'emergenza. ne muoiono i bambini muoiono grazie a questa violenza strutturale. La violenza strutturale, gli antropologi americani, adesso, Harvard, no, sono diventati come dire, dei riferimenti culturali importanti. Immaginate che Harvard dice quello che 50 anni fa il mio medico curante faceva a Naro, cioè, tanto per dire, no? Cioè, l'umanità, il rapporto, tutte queste cose belle, la relazione, queste sono cose nostre, questa è medicina latina. Poi la medicina anglosassone ha trasformato il tutto, no? Facendoci entrare la scienza, per carità, ci mancherebbe altro, si chiama medicina fondata sull'evidenza, che è quella che permette la crescita, anche l'evoluzione, per carità, la scoperta, la genetica, gli antibiotici, poi ne parliamo degli antibiotici, però non bisogna dimenticare che l'altra faccia della medaglia, che adesso gli americani chiamano medicina fondata sulla narrazione, no? La medicina fondata sulla narrazione, in realtà comporta statistiche. Se noi guardiamo pronto soccorso, ospedali, situazioni eccetera eccetera, le persone che veramente hanno bisogno di un intervento fondato sull'evidenza sono l'8%, il 9%, il 10%, 15% in totale, di cui l'emergenza urgenza è l'1%, lo 0,8, 2, 3, dipende dai casi, no? L'altro 85% dei casi, e siamo proprio molto larghi, non hanno bisogno nemmeno di interventi farmaceutici, basterebbe che qualcuno ascoltasse veramente le persone, le facesse parlare, permettendo loro di usare il loro linguaggio e non imponendogli un linguaggio, come dire, criptico, assolutamente tecnico e incomprensibile. Basterebbe che ognuno sapesse che c'è qualcuno che ascolta la storia della loro sofferenza e la riconosca così com'è. Un sacco di cose, cioè un sacco di interventi medici non avrebbero senso. No? Io vorrei, a questo punto abbiamo visto il medico artista, l'intellettuale, che nella sua vita ha collezionato Casa della Speranza, l'ospedale psichiatrico, il progetto Welcome to Family, Esatto. e ancora ha recitato nel film Aritmia, ha dialogato con Livatino, ha anche partecipato al ricordo di Camilleri quando proprio il 6 di settembre, in occasione di San Calogero, avrebbe dovuto compiere gli anni e invece non era più con noi, ci aveva lasciato. E allora in questa occasione Salvatore Nocera lo volle ricordare. Abbiamo un contributo che vorrei che la regia mandasse in onda per vederlo anche all'opera come artista. Sarebbero tantissimi, noi ne abbiamo preso uno, il più vicino. San Calò è un santo libro dopo la Bici, povero e popolano, e da cui da sempre noi abbiamo affidato la nostra vita, le nostre azioni, anche se non siamo credenti, anche se siamo atei, perché San Calò è uno di noi. Gente si riposa all'ombra d'un pagliato, fornetto pesato al ricugliuto, dopo una nottata di fare pari, quindi tanto ai poveri malati,
partiti, nessuno che fare carità, e a me ti sta vicino lontano. Il giorno della festa è più aspettata, dopo una nottata di vigilia di pregare, dopo una stagionata di desiari, questo momento di libertà, di condicumanna, di non ne una contro, da questa terra. Mantieni sta terra e si fa amica, l'opere le grazie e le miracoli, un santo libro come la bici, ma lussuoso come lo sorriso, di ste nuovi amici che parlano africano, un santo taumatur, che sono gianganetti, e gianganetti sono gianganetti, un santo taumatur per fare si sente, di come bisogna essere curati, di come bisogna essere confortati, essere andettato, guaruto, consolato, come sti vecchi visto che allora, con il colorado, e sanca opinioni, sto santo libro come la bici, ma lo scuso come lo sorriso, di sti tanti amici che si avvicinano contenti, e sanca l'opinioni, a piedi, senza scarpe, senza lenti, una sulla speranza di non restare soli, per le strade della vita, di non restare soli, sanca l'opinioni. Quando mandare c'è la grazia, un peone con le mani stanche e ghiacciate, con le petti in terra, mentre di lontano si sente una voce che grida: Sancalò, mi figli, la grazia mi figli, Sancalò! È il rullo di tamburi che fu la colonna sonora della nascita di Andrea Camilleri. È bellissima questa cosa, è davvero emozionante rivedere che vedere che ancora una tradizione resiste, chi sui Tammurenara di San Calò, nella fattispecie di Porta Empedocle, San Calò con il quale anch'io ho un rapporto speciale. Questo è un video che ha fatto il mio amico Cesare Sciabarrà durante le manifestazioni del 6 settembre scorso, insomma, in cui appunto la strada degli scrittori così festeggiava il compleanno di Camilleri, come era morto da qualche giorno, insomma, e però abbiamo avuto questa opportunità. Lui aveva un rapporto particolare con San Calò, perché a Porto Empedocle a San Calò si citava o pane, anche a Naro c'è San Calò, devo dire, no? Sì. Questa cosa di San Calò, diciamo in un passato ormai sembra trapassato remoto, invece fino a qualche ventennio fa c'era ancora questa diatriba, no? Questa competizione tra i vari San Calò, quello meglio, quello peggio, no? Tanto per dire una fesseria, che c'è la famosa canzone che portata in auge anche dal mio amico, lo posso salutare, Giovanni Moscato, sa San Calò, e saccio San Calò denaro, in Arisi dice non fa le grazie a Migliaro, ma chi deconera un Arisi che aveva un altro San Calò, allora dice fa le grazie per danaro, chissà San Calò dice gente fa le grazie pinnenti, ce le fa gratis, ma i non girgentani di miracolo non ne fa niente. San Galorio dei cani cattivi miracoli fa CAC, per i non cani cattinesi ne feci uno e se ne pentì, e stiamo lì ad andare avanti, no? Con questa dimensione bellissima che mi ha permesso anche di recuperare
attraverso questa dimensione antropologica. No? La medicina per noi è una dimensione antropologica, cioè mette l'uomo al centro, sempre. Non è un caso che, così come dico come cito nel mio libro, insomma, adesso poi ve lo faccio vedere con più specificità, i fondatori dell'antropologia moderna, il folklore, no? Da quella parola folklore, sono intanto due siciliani, intanto bulgumeggiari. Uno si chiama Giuseppe Pitrè e l'altro si chiama Salvatore Salomone Marino. Un terzo si chiama Paolo Mantecazza, che io ho conosciuto a Pavia, cioè come istituto ovviamente, no? Cioè questi erano medici, cioè, erano medici che nelle loro relazioni quotidiane di essere medico quotidiano acquisivano storie, costumi, situazioni, eccetera, e le trascrivevano. E il compito del medico era anche quello di tramandare un sapere e una tradizione, perché il medico, secondo me, antropologicamente parlando, ha valore quando deriva, quando esprime quella determinata cultura, quel determinato luogo, quella determinata tradizione, quella determinata identità. Un medico eschimese, se venisse a fare il medico a Naro, secondo me avrebbe problemi seri, perché no? Così come un medico che va in Africa, con tutto il rispetto, perché lì le emergenze sono fuori dalle emergenze, se non c'è un contesto come dire, di reciproca riconoscibilità, è ovvio che alcune cose non vanno fatte, no? Certe cose animistiche, però è altrettanto vero che però bisogna accogliere anche la tradizione, il linguaggio dell'altro, semplicemente per imparare a parlare una lingua, diciamo così, comune. Per finire il discorso sull'antropologia, Paolo Mantecazza, a Pavia ha fondato l'Istituto di Patologia Generale. A Firenze la stessa persona ha fondato l'Istituto di Antropologia Culturale Italiana, tanto per dire insomma, che rapporto c'è tra medicina e persone, no? Io voglio, siamo quasi in conclusione, ritornare un attimo sul libro che ci ha permesso insomma anche di svolgere questo bellissimo dialogo, perché questo libro ha una straordinaria capacità descrittiva dello scrittore, la evidenzia a chiare lettere, che è chiaramente frutto di questo esercizio che Nocera Bracco ha di studio dei dettagli. Mi ha molto colpita e ho visto anche il prefattore Matteo Collura si è soffermato su queste pagine, una illuminata capacità di raffigurare oggetti, paesaggi, che ho colto in quel dialogo muto tra auto di quel periodo. Sì, bellissimo, un dialogo muto fatto di marche, fatto di centimetri, di porzioni di ombra che queste auto si spartivano e quella virgola di vecchietto là in mezzo è davvero emozionante. E insomma, Medinova ha voluto, comunque ha subito accolto l'idea di questo libro, di portarlo tra le sue produzioni. Sì, certo, Medinova che poi fa capo ovviamente ad Antonio Liotta, il medico, il riabilitatore, nonché fondatore dell'hospice, no? Di questa ulteriore umanizzazione della medicina che sta accanto, percepisce il dolore dell'altro e lo aiuta, no? Soprattutto quando si tratta di situazioni estreme, dolori estremi, malati terminali, insomma, molto molto importante, diciamo così. E Antonio ha deciso di pubblicare questo libro, Il medico artista appunto, sottotitolo Del corpo, la cura e le parole, la cui prefazione è appunto di Matteo Collura, il quale devo dire mi ha dato questo, come si dice, a Naro si dice lauso, no? Questo onore, no? Questa importanza, e io ne sono grato perché insomma, mi ha permesso anche di confrontarmi con lui su alcuni temi insomma, davvero importanti. E di solito non si parla oggi di medicina come qualcosa che ha a che fare con l'uomo, no? Che è antropos, no? La persona è al centro e poi la persona che soffre, dunque la malattia che genera la sofferenza. Ma è un conto è la gastrite di Giovanni, un conto è la mia, no? Cioè la mia è una storia, devo andare a scoprire cosa c'è dietro, no? Non basta soltanto questa causa-effetto, questo cartesianesimo, diciamo così, importante per carità, ma che però non rende conto invece della profondità dell'animo umano, che non è soltanto materia e non è nemmeno psiche, con tutto il rispetto,
è anche materia psiche, ma noi dovremmo aspirare, secondo me, alla spiritualità, no? È un po' come quando tu ti accorgi della debolezza dell'altro, come la chiusura del mio libro ha a che fare esattamente con questo. Stavamo in Portogallo, tra le altre cose abbiamo fatto una puntata a Fatima, io e mia moglie, insomma, la mia famiglia, e c'era questa processione che a me sembrava folcloristica. Io voglio dire, ho una spiritualità molto sviluppata, però sai, certi ritualismi mi stanno un po' stretti, a volte mi danno fastidio. E già ero lì che recalcitravo, che ero un po' infastidito, impaziente dal fatto che c'erano un paio di persone, di cui una persona anziana che era un po' cusciangatella, meschina, e camminava, e già mi stavo arrabbiando che c'era stava dicendo cammina. Improvvisamente invece ho guardato così, mi è venuta un insight, un'illuminazione. Dovevo non accettare la persona che mi stava davanti, e non sapevo come fare perché il mio posto era dietro quella persona, non potevo andare avanti. E allora mi è venuta questa cosa, ho cominciato a respirare come quella persona lì, ho cominciato a camminare come quella persona lì, e allora ho preso il respiro e il ritmo di quelle persone lì, che io molto arrogantemente definisco deboli, no? Cioè definisco più deboli di me, ma laddove noi con arroganza ci reputiamo più forti degli altri perché c'è qualcuno che è più debole di noi, no? Comunque prende il ritmo e il respiro del più debole. Il senso del servizio probabilmente è questo. Bellissime, bellissime affermazioni. Salvatore Nocera Bracco, siamo in chiusura, lei è stato un grande interprete di Domenico Modugno. Io vorrei chiudere questo nostro dialogo proprio ricordando attraverso lei Domenico Modugno. Beh, lo faccio subito, lo faccio anche per vivo, così io mi diverto molto, no? Di solito suono la chitarra e mi appoggio, però c'è una canzone di Domenico Modugno che mi piace moltissimo, che è una storia d'amore. È lo piscispato. Oh. Ed è una cosa che io normalmente faccio così, mi metto così, faccio cose strane a volte, no? E comincio a usare il corpo, come fanno parecchie culture che usano il proprio corpo come ritmo. Lo faccio apposta. Questa è una storia d'un piscispada, storia d'amore. Dai, Luviti, piglia la fiotti, l'accidi, ci pigliare la femmineggia, dritto, un talo cori, e che ancia, di dolori, ai ai ai. E la barca la strascinava, e lo sangue corria, e lo mascolo che ancia, ai ai. E lo mascolo paria impazzuto, ci dici a bella mia, che hai a fare? Ci dici a bella mia, non ti anciri. Rispondia la femmineggia con un filo i voci, scappa, amore mio, cansi no, tacci di nuovo. No, amore mio, se tu muori voglio morire insieme a te, se tu muori voglio morire insieme a te. Con un salto si trova quissa, un cucchio, core a core, e a così finì l'amore di due pesci sfortunati. Dai, via fiocina, c'è pure un mascolo, accidilo, oh! Questa è la storia d'un pesce spada, storia d'amore.
Bravissimo, bravissimo Salvatore Nocera Bracco, abbiamo chiuso veramente in maniera grandiosa questo spazio, noi la ringraziamo per essere stato a TVA, aver regalato tanto del suo sapere e della sua arte al nostro pubblico, augurandole le cose più belle, un prosieguo brillante della sua carriera. Salutiamo insieme i nostri telespettatori. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.